Sestri Levante mette mano alla sicurezza del territorio, ha approntato un intervento per la sistemazione della frana della Madonnetta tra Riva e Moneglia, a breve la manutenzione dei torrenti. Seconda giornata per Expo Fontana Buona, focus sulla nocciola misto Chiavari, dalla città metropolitana alla promessa di nuovi progetti di sviluppo, tra gli stand esposta l'arte del saper fare. Il Papa sarà in Africa dal 4 al 10 settembre. In un videomessaggio alla comunità cattolica del Mozambico, Francesco invita alla preghiera per una pace duratura nel paese. La comunità di Castagna in Alta Val Graveglia si è riunita per festeggiare San Rocco. Nell'occasione si è ricomposta la confraternita Fidus Alma, sprone per iniziative solidali. Pronta all'inizio di un nuovo campionato in Serie D, la Lavagnese si presenta alla città con i suoi 100 anni di storia e lo sguardo sui giovani. Obiettivo salvezza domenica in campo con il Ghivizzano. Buonasera a tutti, ben ritrovati con Tigullio oggi. Apriamo con Sestri Levante. Il Comune prosegue gli interventi di messa in sicurezza del territorio in vista della stagione autunnale in cui aumenta il rischio idrogeologico. La sistemazione della frana in località Madonnetta rientra in una serie di interventi che sono stati approntati sul territorio. Sentiamo il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio. Intervento di manutenzione straordinaria ieri mattina per sistemare la frana in località Madonnetta, nelle gallerie tra Riva e Moneglia. I lavori, resi necessari da uno scollamento di alcune pietre rilevato dai sensori, sono stati finanziati con 35.000 euro di fondi comunali. Con un elicottero è stato praticamente sono state rimosse le griglie di contenimento della frana. È stato ripulito dalle pietre che nel frattempo continuano a cadere, perché quella è una frana attiva seppur contenuta. Sono state riposizionate le griglie e sono in manutenzione gli strumenti di rilevazione dei movimenti, in modo da riposizionarli a brevissimo nei prossimi giorni e avere, come abbiamo avuto in questi mesi, il monitoraggio della frana. Quindi diciamo che questo intervento di manutenzione ci ha consentito di ripristinare la sicurezza di quella parte, di quella porzione del versante. Diciamo che si tratta di un intervento sostanzioso e consistente che comunque dovrebbe scongiurare il rischio di ulteriori chiusure come ci sono state in primavera. Infatti, poi come si sa, sulle frane è difficile fare previsioni assolute, però questo intervento scongiura chiusure in quel punto e davvero ci prepara a gestire al meglio nella stagione dei temporali, nella stagione appunto delle maggiori piovosità, quella problematica, consentendo il passaggio veicolare nelle gallerie. Oltre alla frana, Sestri Levante sta già provvedendo da metà agosto alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua, con lo sfalcio della vegetazione in eccesso e il ripristino di porzioni degli argini. Il costo complessivo sarà di circa 90.000 euro, di cui 13.000 provenienti dalla regione, i restanti dal bilancio comunale. I lavori ai torrenti dovrebbero essere ultimati intorno al 20 settembre. È stato fatto Rio Staffora, Rio Barti, il Ravino, insomma, in modo da anche questo da essere pronti per la stagione autunnale e a rendere più libero possibile il letto dei rii e dei torrenti. E dalla settimana prossima inizieranno lavori un po' più strutturali sui torrenti più grandi, Gromolo e Petronio, oltre che interventi di pulizia della vegetazione infestante, anche interventi di risistemazione dei muretti e delle arginature laddove ce n'è bisogno. E la Giunta Comunale di Sestri Levante nella riunione di quest'oggi ha formalizzato la richiesta di un contributo da parte dello Stato per i progetti di fattibilità e l'adeguamento sismico degli edifici scolastici. Si tratta dei plessi di Via Lombardia, dove ha sede sia la scuola dell'infanzia sia la scuola primaria Tommaso Bertollo e la scuola secondaria di primo grado Giovanni Descalzo. Il Comune di Rapallo invece ha comunicato ufficialmente questa mattina l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto con l'impresa aggiudicatrice dell'appalto per la realizzazione del primo stralcio della copertura sul torrente San Francesco. Si tratta della Phoenix Consorzio Stabile e dell'impresa esecutrice Vitale Costruzioni. Il provvedimento è stato assunto per gravi inadempimenti dell'appaltatore, ritardi nell'esecuzione dei lavori con termine di ultimazione del progetto ormai abbondantemente scaduto, nonché lavorazioni ineseguite.
Entra nel vivo la 35esima edizione di Expo Fontana Buona nei padiglioni di Calvari a San Colombano. Alla cerimonia di inaugurazione sono stati numerosi gli interventi da parte delle autorità amministrative, tra gli altri il sindaco della città metropolitana di Genova, che ha assicurato gli abitanti della valle sull'intenzione di rimettere mano ad alcuni progetti di sviluppo del territorio. Il taglio del nastro da parte della presidente Alessandra Ferrara. Compie 35 anni e non molla. L'Expo della Fontana Buona va oltre ogni ostacolo e, seppur in una versione ridimensionata nei numeri, ma non nella qualità dei prodotti, tiene fede ad un impegno, quello di valorizzare un territorio, con la grinta e la tenacia propria degli abitanti della valle, ma anche con doti di ingegno e di imprenditorialità sempre nuove. Oltre 43 espositori che hanno voluto con la loro partecipazione testimoniare l'importanza di mantenere in vita un appuntamento atteso dal tessuto sociale, economico, ma soprattutto anche da tutti coloro che hanno l'opportunità e la fortuna di poter magari apprezzare alcune lavorazioni locali. Tra gli stand di Expo spicca l'arte del saper fare. Quest'anno noi abbiamo dedicato un salone orientamenti, quello ampio, quello per tutti i liguri, quello nazionale, al saper fare, perché è importantissimo far capire quanto sia importante oggi, quanto la formazione tecnica e la formazione professionale non sia una formazione di serie B, ma siano questi settori dove il mercato del lavoro ha più richieste, ha più bisogno. Il territorio chiede maggiore attenzione dal punto di vista economico e delle infrastrutture, quella che da anni viene promessa e che nell'intenzione degli amministratori della città metropolitana non è venuta meno. Questa è la promessa che faccio io. Come città metropolitana noi rimetteremo sul tavolo di discussione magari progetti che sono stati, non voglio dire abbandonati, ma diciamo messi nel cassetto, perché è importante che si investa in Fontana Buona. Certamente i cittadini hanno bisogno di questo investimento e so che lo sapranno far rendere meglio che da tante altre parti. Lei diceva che una grande azienda nasce da una piccola idea. Sì, ne sono assolutamente convinto di questo. Citatemi una grande azienda e vedrete che c'è sempre una piccola idea che poi è diventata famosa. L'imprenditorialità della Val Fontana Buona secondo me ha tutte le carte in regola per raggiungere questi risultati. E sino a questa sera alle 23 saranno aperti gli stand a Calvari, domani la riapertura alle ore 15, domani sarà la giornata dedicata al laboratorio Per fare tutto ci vuole un fiore, costruiamo trottole di legno e altri giocattoli a cura della confraternita di Monteghirfo, e poi ci saranno come sempre gli stand gastronomici. Alle 16:30 una dimostrazione di autodifesa da parte del personale al femminile dell'Academy, e alle 17:45 parliamo di damaschi, sete, polene e viaggi nelle eccellenze dell'artigianato fontanino. Alle 18:30 la scuola di cucina con lo chef Alessandro Dentone e poi la degustazione, e alle 21:30 la musica gira intorno e ci porta in America con il recital che verrà portato in scena e con il talk del giornalista Mauro Boccaccio. Tutto questo è il programma per quanto riguarda la giornata di domani. E rimaniamo in Fontana Buona, dove stanno per prendere avvio la seconda tranche degli interventi di riqualificazione della strada statale 225. Vediamo la notizia anche sul nostro sito teleradiopace.com. Da lunedì infatti partirà una nuova tranche di lavori per il ripristino della pavimentazione. Si tratta di interventi di asfaltatura avviati nel mese di luglio a tratti saltuari tra i comuni di Chiavari e Bargagli. Per consentire l'esecuzione dell'attività sarà istituito il senso unico alternato in corrispondenza del cantiere. ANAS, società del gruppo FS Italiane, raccomandano prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito www.stradeanas.it oppure scaricando un'apposita app ANAS, l'applicazione si chiama Vai. Veniamo ora alla cronaca. 2 coniugi italiani sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Pieve Ligure, coadiuvati dai militari della stazione di Recco. I 2 sarebbero colpevoli di furto e ricettazione di monili in oro rubati in una abitazione ai danni di un'anziana. Lo scorso 21 agosto una signora 81enne si era infatti presentata alla stazione dei carabinieri di Pieve Ligure denunciando il furto di 2 orologi da taschino di marca, uno in oro giallo
giallo e un anello in oro giallo con rubini e brillanti. L'anziana riferiva ai militari che da qualche settimana aveva preso in casa una nuova collaboratrice domestica di Recco e che si era accorta dell'ammanco dei preziosi nel momento in cui quest'ultima era andata via. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo all'abitazione dell'anziana e non hanno riscontrato alcun segno di effrazione di porte e finestre. Al fine di tentare il recupero della refurtiva sono stati effettuati alcuni controlli ai compro oro della zona del Tigullio e Golfo Paradiso e così si è potuto accertare che il marito della badante aveva venduto in 2 distinte occasioni gli oggetti rubati per un totale di 1.400 euro. Nella mattinata odierna i militari della stazione di Pieve Ligure e Recco si sono recati all'abitazione in questione e a seguito della perquisizione hanno rinvenuto un orologio in oro, diamanti e rubini provento del furto all'anziana 81enne. Un 37enne genovese è stato arrestato dai carabinieri di Bargagli in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Genova. L'uomo aveva tenuto una condotta violenta e minacciosa nei confronti della consorte, da cui ne sarebbe scaturita una denuncia querela sporta il 22 agosto scorso. La vittima è stata arrestata e l'arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Genova Marassi. E purtroppo non ce l'ha fatta Renato Nicolini, il 58enne di Sestri Levante, dipendente di Società Autostrade, vittima di un incidente avvenuto in A12 lo scorso 4 agosto. Nicolini stava prestando aiuto ad un automobilista rimasto in panne nella galleria di Sant'Anna tra Sestri Levante e Lavagna. Con lui anche gli agenti della Polizia Stradale di Genova. Un camion che stava transitando in quel momento ha centrato in pieno il furgone di Società Autostrade, schiacciando l'operatore contro la parete della galleria. L'uomo, rimasto gravemente ferito, era stato trasportato all'ospedale San Martino di Genova, dove ieri sera, attorno alle 21, è avvenuto il decesso. Dal 4 al 10 settembre Papa Francesco sarà in Africa. Nel suo 31esimo viaggio apostolico visiterà 3 paesi, il Mozambico, Madagascar e Maurizio. In un videomessaggio il Papa dà appuntamento alle comunità cattoliche del Mozambico e assicura: il mio cuore vi raggiunge tutti e ha un posto speciale per chi è in difficoltà. Querido pueblo de Mozambique. Caro popolo del Mozambico, tra pochi giorni inizierà la mia visita al vostro paese e anche se non posso andare oltre la capitale, il mio cuore raggiunge e abbraccia tutti voi con un posto speciale per coloro che vivono in difficoltà. Vorrei lasciarvi questa certezza, siete tutti nelle mie preghiere, non vedo l'ora di incontrarvi. Tribulados. Così vi invito tutti ad unirvi alla mia preghiera perché Dio, Padre di tutti, consolidi la riconciliazione fraterna in Mozambico e in tutta l'Africa, unica speranza per una pace solida e duratura. In Mozambique e in Africa intera, unica speranza per una pace firme e duratura. Avrò la gioia di condividere direttamente con voi queste convinzioni e anche di vedere come cresce la semina fatta dal mio predecessore San Giovanni Paolo II. Questo viaggio mi permetterà di incontrare la comunità cattolica e di confermarla nella sua testimonianza del Vangelo, che insegna la dignità di ogni uomo e donna e chiede di aprire il nostro cuore agli altri, specialmente ai poveri e ai bisognosi. Invoco su di voi e sul vostro paese le benedizioni di Dio e la protezione della nostra Madre, la Vergine Maria. A presto. A te breve. Per le piccole comunità dell'entroterra le feste patronali sono occasione per rivitalizzare un intero paese. Così è stato per Cassagna, frazione dell'Alta Valgraveglia, che si è stretta attorno a San Rocco. Nell'occasione è stata anche presentata la ricostituenda confraternita denominata Fidus Alma. Come è stata preparata questa giornata? È stata preparata così, cercando di coinvolgere un po' di gente, no? Sia per la sagra, che comunque è sempre molto importante, è sempre un momento di ritrovo per la comunità, e sia anche così per la celebrazione liturgica, no?
Sono tante piccole cose, anche cose molto semplici, che comunque danno il segno di una comunità che si riunisce e che si ritrova attorno al suo santo patrono. È una cosa semplice, però secondo me significativa comunque. Che cos'è questa confraternita e le ragioni della presenza a Cassagna? Beh, intanto è una confraternita che nasce da un atto d'amore, perché Fidusarma, poi il nome di Fidalma, che era la moglie del priore Giovanni De Martini, e questo è stato un motivo per metterci assieme, e sono quelle attività che poi si fa volontariato. Abbiamo fatto anche delle donazioni, abbiamo donato un'auto a un comune dell'entroterra che aveva bisogno, e poi in futuro faremo altre cose, la pubblicazione di un libro e altre cose che si fanno così, sempre in aiuto. Il legame con Cassagna? Beh, il legame con Cassagna sono stato tramite la mia conoscenza nasce con Cassagna. Del 14 fece la scultura di San Rocco con un albero tra l'altro di Cassagna, che invece di demolirlo ho preferito fare San Rocco. E quest'anno ho voluto, siccome c'era una casa così in restauro, pensavo di camuffarla con questi teli antipolvere, e poi mi è venuto in mente di raccontare un po' la storia dei minatori e della vita di Cassagna, e poi ne è nato anche un gioco così sempre di rispetto verso quelli che ci hanno preceduto. Sono stati 1.600 i biglietti venduti al prezzo simbolico di €1 per le 13 serate in cui ha funzionato il Disco Bus. La 14ª e ultima sarà domani sera. Servizio notturno che collega i luoghi della Movida, che ha lo scopo di rendere più sicure le serate in Riviera. ATP Esercizio può fare il primo bilancio dell'attività. Il Disco Bus aveva preso il via il 20 luglio scorso. L'età media dei passeggeri si aggira sui 17 anni, e tra le altre notizie positive a consultivo del servizio c'è la circostanza che non sono state date sanzioni amministrative. I ragazzi hanno sempre viaggiato con il biglietto in tasca, spesso acquistandolo a bordo. Il bus ha funzionato nelle serate di mercoledì e sabato dei mesi di luglio ed agosto ed è stato attivo per i soli comuni aderenti. 2 i capolinea a Sestri Levante, in piazza Matteotti e Portofino, e varie fermate intermedie. 6 le partenze da Sestri, la prima alle 22:30 con arrivo a Portofino alle 23:40, l'ultima alle 4:20 con arrivo a Portofino alle 5:30. Domani sera le ultime corse, poi l'appuntamento ritornerà nel 2020. Nel mese di settembre le pensioni saranno messe a pagamento a partire da lunedì 2. Lo comunica Poste Italiane per la zona del Levante e la provincia di Genova. I titolari di conto corrente, di libretto risparmio, di carta di credito potranno comunque prelevare il contante in disponibilità sul proprio conto già da domenica 1 settembre, sino ad un massimo di €600 al giorno. Per tutti i pensionati che riscuoteranno il rateo dal 2 settembre, Poste Italiane consiglia di recarsi agli uffici postali in tarda mattinata oppure durante la fascia oraria pomeridiana nel caso in cui gli uffici siano aperti a doppio turno. A Levante sono 6 gli uffici aperti con orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle 8:20 alle 19:05 e il sabato sino alle 12:35. Sono quelli di Piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, via Goito a Lavagna, via Monsignor Boccoleri a Rapallo, via Lungomare Betollo a Recco, via dell'Arco a Santa Margherita Ligure, via dei Caduti a Sestri Levante. E ora veniamo allo sport, iniziamo con la Serie B, il calcio. Dopo la vittoria casalinga con il Livorno, la Virtus Entella si appresta ad affrontare la prima trasferta della stagione. Domani alle 21 allo Stadio Zini di Cremona i biancocelesti scenderanno in campo con la Cremonese, una squadra strutturata che l'Entella affronterà con impegno e determinazione. Primo grande esame in trasferta per l'Entella, domani allo Stadio Zini di Cremona contro una squadra che si è attrezzata molto in questo mercato, una delle più temibili forse anche per la vittoria di questo campionato. Sì, una squadra importante che ha fatto un grandissimo mercato, bisogna avere dentro la squadra la personalità, il coraggio, però la nostra è una squadra che di questo ne ha abbastanza, quindi ripeto, andremo a vendere la pelle sicuramente. E quindi ci aspetta, sarà un test importante contro una squadra fortissima, però noi siamo pronti. Sì, sicuramente un po' di entusiasmo in più rispetto alla partita di Coppa, sì, la consapevolezza c'era anche prima e c'è ancora adesso. È naturale che ci si doveva conoscere perché comunque abbiamo preso qualche giocatore, dovevamo lavorare un po' di più, e quindi la consapevolezza però c'è sempre stata. L'entusiasmo naturalmente arriva con i risultati, quindi
bene la vittoria con Livorno, ma non basta, dobbiamo continuare così. Che settimana state vivendo? Sicuramente la partita di sabato scorso ci dà una buona iniezione di fiducia. 3 punti sono fondamentali per l'inizio del campionato, bisogna continuare su questa strada. Adesso sabato ci aspetterà una partita difficile, quella di Cremona, che dobbiamo preparare al meglio, consapevoli di quanto fatto, del nostro percorso e continuare su questa strada. Già dall'anno scorso vi parla della bontà del gruppo, il gruppo si è visto sabato che ha saputo giocare bene nel primo tempo, poi soffrire quando c'era da soffrire, avete vinto la squadra. Sì, è stato fondamentale l'apporto di tutti, compresi quelli che sono rimasti in panchina e anche quelli che sono rimasti in tribuna. Nella partita di sabato nel secondo tempo è venuto fuori il carattere della squadra, dimostrando un grande attaccamento alla maglia e soprattutto la voglia di portare a casa questi 3 punti e di vincere la partita, perché sapevamo, come ho già detto prima, che era fondamentale cominciare con 3 punti. A Cremona con che spirito si va? A Cremona si va con un grande spirito, ma soprattutto con la consapevolezza di affrontare una squadra forte, una squadra attrezzata, ma consapevoli delle nostre qualità. E sempre a proposito dell'Entella, proprio oggi è stata comunicata una variazione al calendario della 6ª giornata di Serie B. La gara Benevento-Entella sarà disputata domenica 29 settembre e non sabato 28, sempre alle ore 15. Nell'anno del centenario la Lavagnese Calcio si è presentata alla città con una partecipata manifestazione ospitata alla Torre del Borgo. La società bianconera debutterà domenica nel campionato di Serie D affrontando il Ghivizzano, un girone impegnativo che la società affronta puntando decisamente sui giovani, sul nuovo allenatore Gianni Nucera e con l'entusiasmo di sempre. Si riparte per una nuova stagione. Si riparte, sappiamo che sarà una stagione difficile, il girone l'abbiamo visto è tosto, è una squadra nuova, però la società, come ha fatto sempre in questi anni, è ripartita prima che dal giocatore, è ripartita da delle persone, da dei ragazzi a modo e questo credo che sia poi quello che ci potrà fare la differenza. Il capitano è una bandiera. Sì, adesso sono tanti anni, sono 11 anni e tante presenze, più di 300-350. È tutto pronto per la partenza, domenica si parte? Sì, domenica si parte, affrontiamo il Ghivizzano in casa e secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro, il lavoro di staff e il lavoro di squadra è stato ultimato in quasi tutti i dettagli, ci mancano solo 2 giorni, siamo all'antivigilia, posso dire di essere molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto quest'estate, siamo pronti per i nastri di partenza. Ogni anno credo che sia difficile mettere insieme un gruppo e ogni anno ci riuscite sempre. Sì, perché è stato in questi ultimi anni un po' difficile, un po' con tutti i problemi del comune, un po' tutte tante cose. Però siamo riusciti a compattare quest'anno vicino a Avellino e a Basso, che sono le 2 colonne, dei ragazzi giovani molto bravi, veramente. Bravi, con entusiasmo, con un allenatore che farà molta strada, perché lo ritengo veramente molto bravo. L'obiettivo è la salvezza. Certo, quello è la cosa principale. È stato anche un riconoscimento del nuovo sindaco, con un piccolo riconoscimento. Certo, è stato un riconoscimento che ha fatto molto piacere, nonostante, come ha detto lui, i problemi, c'è qualche problema ancora nel comune, però cercheremo di risolverli assieme nel migliore dei modi per far andare avanti questa società. Ora parliamo di pallanuoto per la Prorecco è pronta a ricominciare, lunedì i biancocelesti torneranno a lavorare a Punta Sant'Anna con la doppia seduta di allenamenti alle 10:30 alle 18:30, lo faranno conoscendo già i primi avversari del girone dei Champions League. Nel sorteggio di Barcellona infatti i campioni d'Italia sono stati inseriti nel gruppo dei detentori della Coppa Ferencváros. Nell'urna spagnola i ragazzi di Ratko Rudic hanno trovato anche i vincitori dell'ultima Eurocup, i francesi del Marsiglia, i tedeschi dell'Hannover e poi lo Zagabria e una novità, i georgiani della Dinamo Tbilisi, freschi della Wildcard. Le 2 formazioni che completeranno il girone ad 8 squadre usciranno dai turni preliminari ancora in corso. La Prorecco è qualificata di diritto alla Final 8 in quanto società organizzatrice, ma il miglior piazzamento nel proprio gruppo potrà determinare un quarto di finale sulla carta più agevole.
Un lutto per il mondo del nuoto e della pallanuoto locale. Si è spenta Anna Ghiorzi, madre di Ezio Firenze, presidente della società Lavagna 90. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 17 nella chiesa parrocchiale di Castello di Carro. Ai familiari va la vicinanza, ricordo nella preghiera da parte di tutto lo staff di Telepace. Parliamo ora di vela. Nello specchio acqua antistante Recco, domenica 1 settembre si disputerà la regata dell'Alba Trofeo Gallieno Ferri. La manifestazione è aperta a tutte le derive, organizzata dal Club Amici della Vela Motore, ed è dedicato allo storico inventore di Zagor che a Recco aveva casa. La partenza è fissata per domenica mattina alle ore 6:30. Ora invece vediamo quali sono gli appuntamenti in programma per la giornata di domani nell'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per sabato 31 agosto. Gli archi all'Opera del Carlo Felice si esibiranno alle 6:15 sul lungomare Scala di Chiavari, all'interno della rassegna Concerti all'Alba. Prima giornata per il Rally della Lanterna a Santo Stefano d'Aveto, dalle 7:30 alle verifiche sportive pre-gara, durante tutta la giornata alle partenze dei partecipanti. Mercatino dell'Antiquariato in piazza 27 dicembre a Zoagli, dalle 9 alle 20. Alle 10 inizio della regata velica Campionato del Tigullio nello specchio acqueo antistante Santa Margherita Ligure, organizzato dal Circolo Velico Locale. Dimostrazione di calata edilizia acrobatica a Sestri Levante in Corso Colombo. Dalle 11 verrà mostrata la tecnica a doppia fune per calarsi in sicurezza. Open Day del settore giovanile del Riva Samba Calcio al campo sportivo di Via Modena a Sestri Levante. Dalle 17 la prova è dedicata alle leve dal 2007 al 2014. Al campo sportivo Maria Luigia di Chiavari, il Lupinaro Sport organizza alle 17:15 un Open Day dedicato ai bambini nati dal 2006 al 2014. Alle 19:15 aprono gli stand gastronomici e a seguire la presentazione della prima squadra del Lupinaro. Torneo di rugby dei quartieri in occasione della Festa dei Fuochi a Recco, l'inizio alle 18 nel campo della Pro Recco Rugby. Sempre alle 18 l'inaugurazione della Mostra degli Artisti Zoagliesi, organizzata dall'Associazione Due Torri. Dipinti, fotografie e sculture saranno esposte in Villa Vicini. Aperitivo con l'autore a San Michele di Pagana a Rapallo. Alle 18:30 Roberto Cavallotti terrà l'incontro a Tutto Vespa. A seguire alle 21 il concerto del gruppo di musica storica Gilda Musicorum. Radio Aldebaran festeggia i 40 anni in Piazza Gagliardo a Chiavari. Dalle 18:30 ballo, animazione e musica. All'interno della rassegna Parallelamente di Sarzana si terrà l'installazione concerto a Cool Grey Suite, che unisce disegni e musica. L'inizio alle 19 in Piazza Matteotti. Serata danzante nella spiaggia di Ghiaia Santa Margherita Ligure in favore dell'Associazione Paratetraplegici Liguria. L'inizio alle 20. La Biblioteca del Mare di Riva Trigoso a Sestri Levante ospita la rassegna Un mare da raccontare. Alle 21 Mario Dentone presenta il romanzo La Capitana, l'orgoglio del mare. Ultimo appuntamento con la rassegna Notti tra le noti sul Sagrato del Curlo a Leivi. Si terrà il recital lirico del tenore Eros Lombardo, accompagnato dal piano di Franco Trabucco. L'inizio alle 21:15. Festa di Nostra Signora Cintura a Prioria di Graveglia, nel comune di Carasco, dalle 21:30 ballo liscio e moderno. E ancora una notizia di cronaca: i vigili del fuoco di Rapallo hanno recuperato sul monte di Portofino 4 ragazzi rimasti bloccati sul sentiero delle batterie tra San Fruttuoso di Camogli. Il fatto è avvenuto intorno alle 14:30. I 4 ragazzi, 2 maschi e 2 femmine sui 25 anni, avevano sottovalutato la portata dell'escursione. Una ragazza in particolare è stata presa da crisi di panico, rendendo necessario un intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco, mentre gli altri sono stati accompagnati a piedi. Con questa notizia si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo subito dopo il telegiornale la rubrica Noi Chiesa, che sarà interamente dedicata questa settimana al pellegrinaggio diocesano dei Cresimati a Roma, un pellegrinaggio che è durato 3 giorni e che ha seguito per noi Giacomo Rizzi. Noi ci rivediamo domani mattina alle 9 sul canale 187 di Telepace News per il TG Rassegna Stampa e poi alle 12:45 con il TG13. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di serata.